Allora, questo è un motore endotermico rotativo, si differenzia da tutti gli altri motori a scoppio per avere la caratteristica che è l'unico motore al mondo che ha l'albero fisso. In poche parole, il movimento viene creato dal rotore che, ruotando attorno alla sua carcassa, crea la movimentazione dei pistoni su questo albero che è al centro. La funzionalità in poche parole è questa. E questo qua invece è nata dall'idea di mio padre pulendo un cuscinetto. Perché è stato fatto un motore del genere? Prima di tutto i consumi, perché questo è un motore che comunque a conti fatti, montato su un'Italia, può arrivare a fare anche 40 km con un litro. Lo studio di padre del professor Da Forno a Padova ha stimato che montato su una macchina utilitaria, con un pieno di benzina, macchina molto leggera, un pieno di benzina abbinata a delle batterie, potrebbe anche creare praticamente la percorrenza di gran parte dell'Italia con un pieno di benzina. E dopo ci sono altre caratteristiche importanti. Può funzionare con qualsiasi tipo di carburante. Cosa vuol dire? Avendo l'albero fisso, questo motore, ruotando di pochissimi gradi il posizionamento dell'albero, può variare il rapporto di compressione. Quindi vuol dire che si può lavorare partendo dal gas naturale fino ad arrivare praticamente alla benzina comune. Un altro fattore molto importante di questo motore qua è che l'abbiamo basato soprattutto sul discorso dell'inquinamento. Perché inquinamento? Voi sapete che il catalizzatore lavora a temperature molto alte. Purtroppo nelle macchine il catalizzatore è posto su un punto dell'autovettura o della motocicletta dove volete metterlo, che è distante dalla fuoriuscita dei gas a livello di cilindri e pistoni, no? Qui abbiamo una bocca di uscita, e dopo ve lo farò vedere nei 6 cilindri che abbiamo sviluppato là, molto ampia. Cosa vuol dire? Vuol dire che praticamente possiamo pensare di posizionare un catalizzatore proprio all'uscita proprio dei gas di scarico, quindi vuol dire tempi rapidi per poter purificare i gas. E poi un'altra cosa, è un motore che a studi fatti può girare su regimi di 400-500 giri al minuto, cosa un po' assurda perché tra virgolette noi abbiamo avuto conferma poi dall'Università di Padova che ha fatto lo studio cinematico e dinamico proprio del motore stesso. Si può pensare di avere un motore da 20.000 giri senza l'utilizzo del cambio, proprio avendo queste coppie molto basse. E poi lo vedete, questo è un 750, no, questo è un 1000, l'altro è 750, questo è un 1000, 4 cilindri e il motore è tutto qua. In totale ci sono circa una cinquantina di componenti, quindi alla fine, come potete notare, il costo per la costruzione una volta che viene industrializzato è veramente esiguo. Si può anche pensare che anziché riparare si possa anche decidere proprio di...